risultato promotore di questo incontro nel ricordo di suoi ragazzini. In particolare ringrazio il signor Sindaco di Sarda, la Presidente della Proloco, l'amico Giampaolo Pisu e la signora Azzoli. È un onore e un piacere apportare il mio modesto contributo nel ricordare Sergio Azzeni nel centenario della sua scomparsa. Non sono un critico letterario e tantomeno un acuto studioso delle opere di Sergio Azzeni. Sono semplicemente un comune lettore che si è innamorato a prima vista di quanto Sergio ha espresso nei suoi scritti, e in particolare evidentemente in Passavamo sulla terra leggeri, scritto al quale ho dedicato con passione 10 anni, nel tentativo di tradurre nella nostra lingua la sua meravigliosa storia di Sarda. Passavamo sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Sezzo, come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Ci avvicina le serpi intramuscus e pingis, pinzas aes reginas de suergius e des matas de nebula, o scende scivolando sulle pietre per i monti e i colli fino al piano. Horas de su machiore desisterdi appari pomori de regione de luna, permus diciosus, eravamo felici. Passavamo sulla terra leggeri, Levius ci passavamo senza terra, e il titolo, velato di sottile malinconia, dell'ultimo libro di Sergio Azzeni, consegnato alla casa editrice Mondadori pochi giorni prima della sua scomparsa nel mare di Capoporto. Come un antico aereo greco, Sergio compie l'impresa di cantare e di raccontarci una sorta di viaggio sogno di un tempo molto antico, ammaliandoci e commuovendoci col racconto meraviglioso e stupefacente, volto a svelare il mistero della genia dell'origine della sua gente. Il libro inizia col narrare la storia, tra favola e verità, degli antichi abitanti della Sardegna. Nosus et totus itzerianus sard, in salivo antica volinai danzadores resistentus. E dunque Sergio, attraverso la voce di Antonio Sezzo, racconta una storia leggendaria, ma sicuramente verosimile dei sardi, incominciando da un'epoca ancestrale nella quale i nostri progenitori, provenienti da un oscuro oriente, giunsero fortunosamente in quella terra in mezzo al mare, ass'isola dei Mustumari, a onde d'ogni rosa torna plus fittita, plus miedazza e plus saluria. E questa storia percorre lunghi secoli nell'avvicendarsi di dominatori cartaginesi, romani, vandali, bizantini, fino ai giudici, fino al giudicato di Eleonora d'Arborea, fino alla speranza di spezzare le catene della servitù per sempre. Una speranza infranta in quel maledetto 1409. Dopo la disastrosa sconfitta di San Luri, la terra dei Sardi viene conquistata dai catalani aragonesi. Da quel giorno, continua Antonio Sezzo, che osperdius a libertà in terra nostra e ostentu regeri di accabai sapere in questo mondo. Il Zocor Dunale, custode del tempo, guardando dall'altopiano la città dove era nato, urlò: tornant a dis de Bardanas. Gli ha fatto un pinnare su guardi, gli ha fatto un burro in mezzo delle smattas, si indiviera stesiato dessa rugaderella. Gli amici che lo udirono galopparono fra gli alberi urlando Bardanas. L'euforia dei giovani che lasciavano la buona via diede allegria all'esodo, allegria di superficie, allegria di vino. In su profondo dell'anima frangianta sa libertà di verdia e castianta su stauso, assumentus venilori, ideggiai diantas curiosu e grai plus de santini. Gli spagnoli distrussero le mura di Arbarello. Smaniva così il sogno, a lungo accarezzato e costato tra il sangue, di un popolo libero in una terra libera. L'alba che veniva, su rebus veniloris curiosu, avrebbe portato secoli e secoli di servitù, di arretratezza, di spoliazioni, di cui ancora oggi forse vediamo il retaggio. E quindi in questa storia, che Sergio ci presenta spesso ammantata di leggenda, a una mia rilettura più attenta, soprattutto negli
parte del racconto appare nel suo profondo significato. Ci narra e ci fa partecipi dell'unico grande tentativo dei sardi di affrancarsi. E ai protagonisti di questa epopea mancò forse la fortuna, non certo mancò il valore. Passavamo sulla terra leggeri e quindi la storia favolosa del popolo sardo, ma non tanto favolosa da dimenticare i filamenti di DNA che legano strette Anatolia e Sardegna, come dice nel suo avvincente saggio Sergio Frau. La somiglianza di megalitiche costruzioni del modo di vestirsi, di ornarsi, di armarsi tra i mitici abitanti dell'Oscuro Oriente e i popoli che per primi abitarono l'isola potrebbe non essere una pura coincidenza o una leggenda. E questa epopea del popolo sardo io la considero quasi, e la voglio considerare, il manifesto dei sardi cantato da Sergio Azzeni, il nostro Aedo. I protagonisti veri, inventati o modificati nel loro contesto storico, rappresentano il filo del ricordo consegnato, conservato e tramandato dai custodi del tempo, come Antonio Setsu, la voce narrante del romanzo. Antonio Setsu, da parte sua, consegna il fardello di questo ricordo, la storia della gente sarda, al bimbo di 8 anni, lo stesso Sergio, del Ginia Giudea Marrana, e in plus sarda e ginofesa, una misturus maurelinus e catalanus. E questa storia, spesso interpretata da Sergio in modo fantastico, viene tramandata di padre in figlio e contrasta con quella ufficiale degli storici di Casa Savoia, che, come racconta Cosimo Sava, anch'egli custode del tempo all'epoca di Ottone Baccaleggia, sindaco di Cagliari, nome in Alesia e plus pagum surrenus vaiantanasci sardus, ma in Mauritania ni edus si vaiantanasci no biancus. E la storia narrataci da Sergio Azzeni rifiuta la falsità degli storici savoiardi, che parla di sardi addomesticati, fedele baluardo in difesa dell'isola per i nuovi padroni di Roma. Invece ci narra di sardi indomiti, ribelli contro qualsiasi invasore, cartaginese o romano, vandalo o bizantino o catalano, ribelli mai amansiti per amore della loro libertà. Da questo motivo principale poi si diffamano innumerevoli storie parallele che narrano in maniera mirabile e cruda del DNA dei sardi, storia di odio, di disamistade, di bardame e di vendetta. E infine è stato osservato da qualche acuto studioso di Sergio che Sergio stesso adombra forse il suo destino attraverso le parole di Antonio Setsu. Pinzas tui, padrintanus as addetti conta essa storia a un custodio, gli annau Antonio Setsu. Demu gastiau gitiu. Ci da zapai, mi ha preguntato, e mi ha risposto. A pappai su rusmello chi vozzo. Ma se mi morgiu prima le lucedari? Passavamo sulla terra leggeri, la prima volta l'ho letto in un baleno, in seguito ho perso il conto delle volte in cui l'ho letto. Un'idea, lentamente ma con prepotenza, si è fatta strada nella mia mente. Mentre leggevo le sue parole nel testo italiano, contemporaneamente, in un angolo del mio cervello, avveniva quasi una traduzione simultanea in sardo di quelle stesse parole. L'idea e il desiderio di ascoltare in sardo quella storia stupefacente non mi ha più abbandonato. Il piacere di Sergio di affabulare di sardi, della sua terra sarda, di Cagliari, del destino dei noi sardi, asserviti da padroni stranieri, mi hanno fortemente motivato a trasportare le sue parole nella mia lingua materna, il campidanese, quella che parlavano papà e mamma in casa mia e quella che sentivo quando ero bambino per strada. Utilizzando quindi il campidanese, magari a misturare un cancuno vuevo gasteddai, ho cercato, con la speranza di essere riuscito almeno un po', di conservare inalterato il pensiero di Sergio Azzeni. Mi piace immaginare che Sergio, innamorato dei sardi della Sardegna e di Cagliari, avrebbe forse gradito rileggersi in quella lingua che lui conosceva bene e che teneva nel cuore come tutti noi. Grazie.
sì. Rinaldo, ci dai solito accostai accosta lì. a regola signor Rinaldo. È pregunggioso. No. Una cosa non avete parlato di Sergio come dirigente politico. Io prima di Sergio ho conosciuto il padre, che è un dirigente del Partito Comunista Italiano, Guspinese, come me, amico di mio padre, dirigente comunista a Guspini, e di miei cugini che hanno fatto la Federazione Giovanile Comunista quando Enrico Berlinguer era segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Quindi io con Licio avevo un rapporto d'amicizia particolare, dovuto a legami familiari, non di parentela, ma legami di queste famiglie. Io a Sergio la prima volta che l'ho incontrato e mi sono anche scontrato, perché io nel 68 sono uscito dal PC con l'atto di una formazione di estrema sinistra, mentre Sergio allora era dirigente della Federazione Giovanile Comunista e penso che fosse il responsabile regionale dell'attività culturale. Infatti ci siamo incontrati in Guspini, in Porta del Guspini, una rappresentazione teatrale di Brecht, i linee di condotta, e innestammo su questa rappresentazione teatrale una discussione in piazza. A Guspini allora la piazza si riempivano di meno, era una piazza piena di giovani che facevano politica, di giovani che lottavano anche per la politica. Innestammo una discussione sul particolare dell'opera di Brecht, che era quella dei battaglieri che trascinavano i barconi, e che innestarono una lotta su questioni particolari, su questioni pratiche, la verificazione degli zoccoli in legno, perché così potevano agganciarsi alla cosa. E Sergio in quell'occasione sosteneva che era una rivendicazione poco politica e molto sindacale, diceva prepolitica. Io dicevo è una rivendicazione che parte dal livello di coscienza, dal livello culturale di quel popolo, e che lì si doveva stendere le prime basi dell'organizzazione sportiva. E ci scontriamo su questa questione qua. Poi io a Sergio l'ho ritrovato nel 76, ci hanno assunto lo stesso periodo, che io sono entrato a Bene nel 76 e ci siamo incontrati a livello sindacale, e quindi siamo diventati amici, come ho scritto nella dedica, amici fraterni, nel senso che lui, essendo guspinese, voleva conoscere più a fondo le cose che lui non conosceva. Io penso che il dialogo con Licio non fosse così ampio, come tra l'altro avviene anche tra me e mio figlio, cioè che non discutiamo di tutto, ma ci soffermiamo a piccole chiacchierate, così invece con Sergio e con un gruppo di compagni, un altro di Guspini, cioè ci intrattenevamo parecchio tempo a discutere e chiacchierare sulle questioni di Guspini, sulla miniera e così via. Per venire a proposito di padri, figli e
di militanza nel partito. In questo volume, vi ricordo, raccoglie alcuni dei saggi, ma anche saggi nuovi, che sono stati pronunciati in occasione del decennale, non del ventennale. C'è allora, diciamo che la parte scientifica non serve, però c'è una parte finale di testimonianze in cui c'è una promessa di un inedito da parte di Rossana e anche una testimonianza di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che sulla scorta dei racconti del padre, che frequentava il partito con ricostruisce, diciamo, anche la parabola di militanza. Sergio Paolo Zedda internazionali su Paolo Zedda è stato anche segretario di federazione per 2 giorni. E tra l'altro nel figlio di Bakunin, che magari riguarda anche qui da vicino, nel figlio di Bakunin le vicende del protagonista ritalcano la biografia di Ciccio Azzenghe, del nonno, penso. No, anche di Ciccio, che ha avuto anche... Cioè, io da quello che so, da quello che so io, Liccio raccontano così i cugini che erano amici, si frequentavano, che erano coetanei, che andavano a fare le serenate, che avevano una bella voce e così via, che era un uomo, contrariamente a quello che appariva come dirigente comunista, era un personaggio allegro. Poi, come dicevo, come dirigente comunista, io me lo sono ritrovato all'epoca come dirigente sindacale, eravamo nello stesso sindacato degli elettrici, ma no, però Sergio ha avuto un'evoluzione, nel senso che lui era poi segretario della sezione comunista dei lavoratori elettrici, è stato segretario, io ero fuori, lui insieme a Lucio mi hanno tallonato perché riprendessi la tessera allora del PC, difatti io appena presi la tessera del PC mi andarono subito a fare un corso di formazione alle Frattocchie, proprio spinti da loro. Però Sergio, così per farla breve, cioè Sergio era entusiasta, poi ha avuto anche cioè alla fine ha avuto delle cadute, nel senso che io dissi io sono in crisi dopo il concorso che fece alla RAI, no? Mi prese e dice vieni dai, ci facciamo una passeggiata, che ho raccontato. Questa è una cosa sospettosa perché Sergio non è che fosse molto di manica larga, era un po' manica corta, cioè, se mi offre il caffè vuol dire che mi deve confidare qualcosa, che vuole un consiglio, e poi siamo andati a prenderci il caffè e mi ha raccontato questa vicenda del corpo. E lui che si era formato con Giuseppe Cosa, insomma, questa è la vicenda. Non sto dicendo niente. La raccontava niente di segreto. La raccontava. Tu ero studente, io quando ero in facoltà, in un convegno al mestiere dello scrittore, aveva raccontato questa cosa, anche denunciando. L'aveva colpito in modo particolare, perché lui anche denunciando, diciamo così, il partito nel quale affondava le sue radici culturali, per questo modello di cooptazione che c'era e c'è ancora nella RAI, per cui sulla base di imbarazzanti quote quella posizione, se non ricordo male, doveva toccare a lui, eccetera eccetera. Lui affermò in quell'occasione, lo ricordo, affermò non volevo essere di quella partita, rifiutare, adesso non ricordo bene, certamente non sarà. Ma appunto, io non si può parlare di questa cosa. No, vedevo che Carola, c'è la dottoressa Carola Facci che si è laureata con una tesi su Azienda, la conoscitrice. Volevi intervenire su qualcosa, Carola? No, mi faceva... Era molto interessante la testimonianza, adesso io da poco ho ascoltato varie di queste testimonianze perché stavo cercando di raccoglierle in un volume. A costa di un volume? A vicino. Capiamo questo. Da inglese. No, che dicevo che ultimamente ho ascoltato varie testimonianze e ricordi di amici, familiari, conoscenti di Sergio Azzenghi, proprio perché
se voi avete letto il libro Il figlio di Bakunin, c'è un ricostruire una storia attraverso una memoria collettiva, e quindi io ho pensato, dopo 20 anni, cosa è rimasto nella memoria collettiva della figura di Azzeni, e mi faceva appunto riflettere quest'ultima testimonianza, perché effettivamente esce una memoria, cioè escono tante voci contraddittorie l'uno con l'altro, uno ricorda questo aspetto del carattere, l'altro lo nega totalmente. Quello che sicuramente è un filo che accomuna un po' tutti quelli che mi hanno voluto raccontare di Sergio Azzeni è il fatto che era questo grande cantore, questo grande affabulatore anche nella vita quotidiana, e di conseguenza appunto per quello intervenivo sull'aneddotica, perché io credo che in realtà la storia tutta la storiografia, diciamo, che Azzeni inserisce nei suoi romanzi, dai dati storici che mette nel figlio di Bakunin a quelli che ne abbiamo parlato, si intravedono, passavamo sulla terra leggeri, eccetera. Anche lo stesso Bellas Mariposas, che a quanto pare è una storia effettiva, la storia di 2 ragazzine che lui ha conosciuto e che gli hanno raccontato questa storia che poi lui ha trascritto. In realtà io credo che in lui non ci sia quasi niente di storia effettiva, lo stesso l'apologo, no? Che nasce dal processo vero contro le cavallette, ma che poi si diluisce in quello che è l'aneddotica, la memoria, cioè secondo me quello che ci vuole dire è che davvero siamo sicuri, abbiamo la certezza del dato storico, o più che altro il dato storico è quello che ci rimane di una memoria collettiva, appunto, che quindi potrebbe essere andato così, potrebbe anche non essere andato così, e che quindi in una certa misura si contrappone appunto a quelli che sono i dati ufficiali, che dicevamo prima, parlavamo del risorgimento, non della storia che ci è stata imposta. Secondo me la scrittura di Azzeni in generale ha questo carattere di contrapporsi all'ufficialità della storia italiana, ma insomma della storia che sempre ci è stata insegnata, e lui lo fa raccontando invece dal piccolo, quindi la memoria, l'aneddotica, quella storia che gli è stata raccontata e che lui ritrasmette passando di testa in testa, come cambia, come viene modificata, ma quello che è importante, questo è anche, io credo che lui prenda molto in questo da Garcia Marquez e dagli scrittori sudamericani in generale, cioè il fatto che la storia è come quello che noi ricordiamo, non come quello che in realtà è stato. Prima della Teresa Copez. Ci vorrà più tempo, ma non è regalato sempre. No, a me il precedente è che è già accordo, se no si siete nata da anzi, Matti dato il personaggio di Sergio Azzeni, prospettiva differenti rispetto a certe letture che devo donare. Però rispetto a storia da preguntavo sui degli artisti, giusto? No, una volta non mi guarda da sardo, perché poi non l'ho fatta in italiano, sì, no, ognuno è libero di guardarsi in lingua che odi, se capivo, no? Diciamo che avevo passato del surrealizionismo linguistico sardo al surrealizionismo linguistico italiano. Ma mi pare che il proibizionismo linguistico italiano non esista, che c'è una cosa che proprio non esiste del gusto. È chiaro che no, lo strumento da in alto politica linguistica, vedo sempre, io ho fatto questa archeologica, se no, vi vuole, cioè non c'è qualcosa che non sa, tutto un po' davanti. Così, questo esempio, trascina, no, ti dà da fare esempio. Un conto è che tu guardi un piano degli AIA, magari a uno che parla di edilizia o uno o la storia, magari tutto rispetto con questo mestiere, per altro conto che sono iniziato in un testo speciale che guarda un docente universitario, usando io dimenticato, usando tecniche arauti, che poi è avanzato nel testo pubblico, o pubblicati, o come poteva dire da Renato Solo, comizio, Renato Solo che ha fatto comizio sono completamente in sardo. No, questo così a perdere una contento per essere questo è organizzato la lingua, questo strumento in cui riguarda uno
personaggio importante, è chiaro che questo autorizza a recuperare esatto, ma non è che si può fare, non è rinuncia, ovviamente si incinato quello che questa cosa, no? Beh, mi ricordo una certa cosa che un amico ci dà la sala, perché stavo studiando su protezione linguistico prescrittivo, cioè il beneficio del bilinguismo infantile per i bambini, amico Onesti Vivi, che su negazione linguistica in Sardegna è formalmente accabata, basta, non sarebbe il disegno del 97, questa regione sarda, come ha descritto, questa lingua sarda è proprio dignità di questa italiana, l'ha descritto, riuscito tutto che non è vero, però su Marco ha descritto questa cosa, e dopo questa regione sarda, per fare che hanno ora io devo mandare un litro a tutte le famiglie sarde, non rendo, che questa proibizione in questo è spacciata, accabata, basta questa cosa adesso preconcia. Dove nascete questo? Prego. C'è stato un salto generazionale con un buco della natura storica che risale agli anni 60, gli anni dell'urbanizzazione in cui città è bello, paese no. La luce è bella, la campagna no. Insieme alla porta hanno buttato via anche il bambino, per cui c'è questo buco proprio di generazioni, per cui io ho avuto nell'arco di tanti anni in cui ho insegnato alla fine dei genitori che non conoscevano neanche mezza parola di sardo. Ancora io, anche se parlo l'italiano, lo capisco, ma quelli più giovani di me non ne sanno nulla. In città non si parla il sardo, si parla l'italiano. Con questo noi dobbiamo comunque fare i conti, perché poi anche, io adesso mi metto qui a fare la maestrina con la bacchetta, però anche le insegnanti che con grande buona volontà si sono cimentate a insegnare la lingua sarda ai bambini delle scuole elementari mi hanno fatto drizzare i capelli, perché non si insegna una lingua come il sardo partendo dalla grammatica e dalla coniugazione dei verbi. È un modo perfetto per farli scappare ulteriormente da una lingua del genere. E allora, siccome mi chiamavano, io come autrice di chiave sono sempre andata a trovare i bambini delle scuole elementari, della scuola materna, delle scuole medie, ecco, allora partendo dalla fiaba, dalla leggenda, un po' il sardo, un po' l'italiano, soprattutto partendo dalla conoscenza della storia, quello che diceva il sindaco prima, non si conosce la cultura e la storia. E comunque non è vero che è una storia di vincitori, non è vero niente, dobbiamo scoprire ancora un sacco di cose. Ecco. Allora, io che ho lavorato da poco su questa cosa della guerra, ho scoperto le battaglie che facevano le donne in Sardegna, molte venivano arrestate, 3 arrestati perché facevano dimostrazioni le più fantasiose, salivano sui campanili per suonare le campane, le donne, chiamare a raccolta tutto il paese per bloccare le porte dei monti granatici, per evitare che il grano andasse all'esercito, superasse l'isola, andasse oltre mare. Tutte queste cose storici nei libri di storia non ci sono. E allora cominciamo non solo a non insegnare del vazzo, tu vazzasa, il subazzara, perché i bambini non gliene frega niente. È il contesto della storia, del personaggio e del luogo e soprattutto della fiaba che deve venire fuori dai bambini. Altrimenti noi possiamo fare leggi 26 che ci invidiano in tutta Italia, perché io ho parlato con un sacco, siamo gli unici ad averla. Neanche i siciliani ce l'hanno e i siciliani riescono ad avere tutto. Ci ha permesso però, perché appena andate qualche milione di volte in più. Certo, appena passata la legge 26, finalmente le scuole hanno iniziato a fare corsi per gli insegnanti di cultura sarda. Io non riuscivo più a
ad alcuni, così si dice, no, alcuni, perché siccome io sono specializzata in sardi, mi chiamavano dalle scuole per fare corsi agli insegnanti. Non sapevano nulla, perché non sapevano neanche che libri, da dove pescare. Io allora facevo un gioco, scusate se mi prendo tutto questo spazio, però io voglio... La casa glicemia è carente. No, sempre data parola di Giampaolo, andarsi a salingua zarda, a stratagiai, ecco. Questa cosa è formale. Che è importante che si mettano in piedi le persone. Facevo un gioco, chiedevo ai docenti o ai ragazzi di scrivermi 5 aggettivi sulla Sardegna e 5 sui sardi. La Sardegna era bella, stupenda, soleggiata, una cosa meravigliosa. I sardi erano brutti, ladri, banditi e tutto questo. Questa era l'immagine che veniva percepita col passare degli anni, gli aggettivi positivi, sì, e ci faccio. Pensa al uso di Giampaolo, certo, sono il presidente, che hanno detto pizza sarda universitari, che fa il discorso sul paese maestro, su quello sull'elenco, sul legame su genti illegiti in italiano, politico, di uragidi, oppure dal sardo, buona da un editore come te secondarie, dediti su Roma che ha fatto intermedia, tu che sa, discorso sa grazie a te su tutti i cambienti. Ci provavo, usa forza di vedere, su quello numeroso, su no, però poi è meglio su prima, ma mega meglio, del suo tempo su delle stepili, no? Sì. Scrivo, ti ha fatto battaglia, tutto sapete. Sì, però che non si muove su questa cosa, sta lingua è sperdendosi da questa che è SPP, sono da guarda un pedroso. Ma come i noi, Su problema a parte Castello. Su conto umano non ti spingiamo su questa generazione, no, Ci vediamo. si cercano i 4 milioni di cristianai, studioso cristianai, di no, quindi caso su stretch. Grazie a tutti. Faccio un video, sono libri in vendita, chiunque è interessato a acquistare il libro sono su questo pacchetto, a prezzo barato. Il 9 di maggio prossimo c'è una